Due operazioni, entrambe all'ennesima superiore, ma totalmente differenti. Ci sono due distinte e separate operazioni che hanno riguardato la prima l'esecuzione di una misura cautelare delegata alla Divia di Catania, che ha riguardato un personaggio storico della criminalità organizzata catanese che è Pitara Rosario, che è noto nell'ambiente criminale con il soprannome di Saretto Forestere, che come dire, fa parte del gota del clan dei Cursoti Milanesi. L'omicidio risale al 1987, quando c'era una cruenta guerra di mafia nella città di Catania, e quando venne assassinato questo soggetto che si chiama Samici Gaetano, colpito da colpi da fuoco. Nell'immediatezza venne arrestato da un equipaggio della Polizia di Stato il soggetto che aveva affiancato Pitara nella commissione del delitto, e grazie anche alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia si è arrivati oggi a far luce completamente su questo fatto di sangue. L'altra invece è l'arresto, sempre all'ennesima superiore, di un pregiudicato che all'interno della propria abitazione deteneva un vero e proprio arsenale costituito da ben 4 pistole, di cui 2 revolver, un fucile calibro 12, una famigerata penna pistola che mi piace dire che è una connotazione tipica della criminalità catanese, proprio perché la penna pistola venne inventata da un catanese nei lontani anni 60. Dottore Salvaco, in 30 anni qualcosa è cambiato, ma i cursoti milanesi sono ancora operativi a Catania? I cursoti milanesi sono ancora operativi a Catania. Pitara Rosario era stato scarcerato il 18 agosto dello scorso anno.